Ultimo ospite per quanto riguarda la pagina di Udine, Claudio Boaro del Fronte Friulano. Allora, questo Friuli è rock o no? È una domanda difficile perché siamo metà e metà, c'è poco da fare, e questa è la realtà. Le votazioni regionali lo hanno dimostrato che siamo metà e metà. Per quanto riguarda il Veneto. Ecco, per quanto riguarda il Veneto invece sappiamo che c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale la settimana scorsa dove ha ritenuto, e qui vi leggo direttamente, dichiara inammissibile l'intervento dell'Associazione Indipendenza Veneta. Io vi invito ad andare a scaricarvi, chi è interessato all'indipendenza del Friuli, la sentenza del 25 giugno 2015 numero 118, lo dico per gli indipendentisti, perché qui c'è scritto tutto di quello di cui dobbiamo essere a conoscenza per ripararci e per prepararci a questo. Quindi dire essere indipendenti o correre verso l'indipendentismo significa prima passare gli ostacoli costituzionali, dopodiché si può fare il passaggio per chiedere l'indipendenza. Se no altrimenti ci mettiamo io e lei, creiamo, fondiamo la Repubblica di Videoregione, indipendente dall'Italia in 448. Anche la raccolta di firme rischia di essere una cosa vana, nel vero senso della parola, perché non produce... Eppure dicono che le firme in Italia valgono. Ho capito, bisogna vedere quali. Quali, no? Ecco, quindi dichiara inoltre illegittima e non costituzionale la legge che il Veneto ha promulgato il 19 giugno 2014 dove indiceva questo referendum. Quindi diciamo che Roma padrona o lo Stato nazione che vuol monopolizzare tutto è ben attento a non lasciare libero nessun laccio o lacciuolo nei confronti. Mi permetta, avrebbe da dire lei ha scoperto l'acqua calda, visto come funziona in Italia, però la realtà è questa, perché la carta insomma canta e le parole volano, come si dice in questi casi. Senta, altre novità per quanto riguarda il fronte friulano? Allora, cos'è che stiamo facendo? Noi ci eravamo un po' informati con degli avvocati su questo ed eravamo già preparati moralmente a questo e anche mentalmente. Però non molliamo il fatto di poter distinguere Trieste e Friuli autogestite modello Trento-Bolzano. Dunque sposate il progetto di Mario Anzil? Esatto, no, è lui che ha sposato il nostro, solo che sì, perché siamo partiti 3 anni fa su questo e raccogliamo firme costantemente. Dunque è il sindaco di Rivignano Teor che porta avanti. Però andiamo avanti assieme. Cioè siete riusciti finalmente a creare qualcosa? Allora, cos'è successo? Quando è partito lui non sapeva di cosa stavamo facendo, l'ho immediatamente contattato e adesso stiamo facendo il lavoro assieme. Insomma, l'autonomia delle province è partita. Speriamo che si riesca a raggiungere buon fine. Il sole sta per tramontare in America, si spera che la diversità, ecco, ci tengo a dirlo, la diversità tra noi e Anzil è che noi raccogliamo le firme su tutto il territorio regionale nelle 4 province, quindi con l'accordo dei triestini che anche loro accettano questo, invece altrimenti restava una cosa circoscritta qui nel Friuli e basta. È stato chiaro e trasparente. Grazie all'ospite Claudio Boaro, grazie a voi gentili telespettatori per l'ascolto. Finisce qui la pagina dedicata al Friuli Venezia Giulia.